Buonasera e ben ritrovati amiche e amici del futsal, qui in diretta per voi Nicola Di Sena dal Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari, squadre che stanno entrando in questo momento in campo per la nona giornata di andata del campionato di Serie A, che vede sfidarsi la squadra di casa della VIP contro il Cagliari. Una sfida molto importante e dai mille significati. Partiamo dalla squadra ospite, che arriva da una vittoria importante la giornata scorsa contro la Lamezia e con il grande ex Moreno Giorgi. Ultime due stagioni per lui vissute sulla panchina della VIP, fatte di ottime prestazioni e coronate, oltre che in entrambi i casi con delle salvezze tranquille, 2 settimi posti consecutivi, qualificazione ai playoff e ciliegina nell'ultima stagione partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia a Genova. Quindi conosce bene tutte le insidie di questo palazzetto e vorrà sicuramente fare bella figura oggi. D'altra parte una VIP che dopo aver affidato da poco la panchina al nuovo mister Kim Serandrei cerca di ritrovare una continuità nelle prestazioni in campionato. Due squadre che arrivano pressoché appaiate in classifica, 7-6 punti in favore ad oggi per il VIP e similari statistiche come gol fatti e subiti, 14-7 il VIP, 13-26 il Cagliari, che dalla sua però deve ancora scontare il turno di riposo. Andiamo quindi a presentare le squadre partendo dalla squadra ospite il Cagliari, che prevede in distinta la numero 66 Polloni, il numero 3 Virdis, il numero 7 Dodero, la 8 Giuliano, 9 Cossu Yasmin, 10 Queiroz Andresa, 12 Ribereite, 13 Manca, 14 Cinzia Pereira, 19 Mantilla, 77 Venchione, 21 Carboni Tonga. Allena, come detto in precedenza, mister Moreno Giorgi. Andiamo invece a presentare la squadra di casa, che con il numero 1 prevede Ricottini, con il 19 Caretta, con il 15 Kubasek, con il 5 Palermo, con il 14 Salvador, con il 10 Giulia Shostak, con il 9 Vanessa, con il 8 Bergamina Alice, con il 3 Anna Maddalena, con il 6 Fernandez, con il 11 Troiano e con il 13 Marta Benardelle. Allena Kim Serandrei. Quindi per una VIP che ritorna in panchina Fernandez dopo 2 partite, ma esce per infortunio a Piccino in allenamento questa settimana. Presentiamo anche gli arbitri odierni della giornata, che invece sono il primo arbitro Daniele Filanino della sezione di Iesi, secondo arbitro Denis Percai di Treviglio, al crono Daniel Flor di Castelfranco Veneto. Chi vince oggi, oltre a allontanarsi un po' dalla zona calda, può avere questo slancio per conquistare uno degli ultimi posti al termine del giorno d'andata per qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. Ricordiamo nel mentre che le squadre si stanno preparando in campo, così vedremo i quintetti iniziali, che nella giornata di sabato si è disputata Pescara-Verona con il risultato di 4-2 per la squadra di casa e sempre vittoria per la squadra di casa nell'altro anticipo CMB Foligno. Non si è disputato invece il big match di giornata Kick-Off Bitonto per una questione extra sportiva. Purtroppo durante il pranzo domenicale prepartita ha subito un furto alla squadra bitontina di tutto il materiale tecnico e quindi la partita è stata rinviata, data a destinarsi. Completano invece poi il programma alle ore 18 Falconara Lazio e la Lamezia Molfetta. Riposa quindi il Tiki Taka Planet. Vediamo i quintetti preparati dai due mister. Ricottini in porta, Fernandez, Troiano, Vanessa e Benardelle per la squadra di casa. Invece per la squadra ospite vediamo Polloni, Cinzia Pereira, Vecchione, Andresa Queiroz e poi Ribereite. Ma è tutto pronto, manca solo il fischio d'inizio per questa nona giornata. Ultime indicazioni da parte dei due arbitri e inizia la partita in questo momento. Primo pallone, Benardelle scaricato per Vanessa che scambia subito per Fernandez. Vanessa prova a inserire per Fernandez, ma anticipa tutto Cinzia Pereira in rimessa laterale. Quindi subito in fase d'attacco il VIP, ritorno dai piedi di Vanessa. Benardelle va in laterale, però non si intende con Troiano, quindi permette la ripartenza al Cagliari con Vecchione, subito contrastato dal capitano della squadra di casa. Sarà rimessa in questo caso per il Cagliari. Queiroz per Mantilla, Cinzia Pereira per Andresa Queiroz. Queiroz che punta Benardelle, va via in velocità, ma ritorna in seconda battuta Troiano. Subito la pericolosità della numero 10 ospite, una delle sicuramente delle giocatrici di maggiore qualità della squadra di mister Giorgi. Ancora Queiroz, scambia per Cinzia Pereira che va in mezzo per Mantilla, ritorna per Pereira, un tiro però comodo per Ricottini per rispingere in rimessa laterale.
caricherà della battuta la numero 14 che prova lo schema in mezzo a Pereira, ma anticipa qui Vanessa in questo caso, permette quindi poi il pallone comodo per le mani di Polloni che va al lancio lungo, però troppo per tutte le sue compagne, quindi riparte da Ricottini il VIP, poi Vanessa contrastata subito da Queiroz. Attimo di calma per il VIP che ora prova ad allargare per Troiano. Troiano ritorna da Vanessa, prova ad andare lungo per Bernardelli che di testa prova a prolungare, ma non trova quindi la compagna, ma solo le mani di Polloni. Quindi si riparte Cinzia Pereira, contrastata subito e raddoppiata anche il VIP. Bernardelli insieme a Fernandez recuperano il pallone, poi invece Troiano si allunga un po' il pallone, mette il fisico qui Queiroz, si lamenta il capitano del VIP, non è lo stesso avviso l'arbitro e quindi subito pressing alto qui del VIP che permette di recuperare il pallone. Sempre si riparte da Vanessa per Troiano. Vanessa studia la posizione delle compagne, prova ad andare la bellissima bucata per essere in mezzo per Bernardelli, ma anticipa tutto Queiroz che va uno contro uno, poi larga per Vecchione e qui c'è l'ottima parata in uscita di Ricottini. Era un ottimo 3 contro 2 in ripartenza per il Cagliari, ma non si fa sorprendere il portiere di casa. E ora Bernardelli che prova ad andare in via in laterale, ma copre bene Cinzia Pereira. Ora si parte, Pereira allarga bene per Queiroz che prova a puntare Troiano, riesce comunque ad accentrarsi e ad allargare per Vecchione. Era l'ottimo qui il suggerimento in mezzo per la numero 19 Mantila, che però non trova il tocco giusto per ribadire in rete. In 2 occasioni dietro fila importanti per la squadra ospite. Vanessa allarga bene per Bernardelli, Delle prova ad andare via, in contrasto il pallone comunque rimane per il VIP. Si cambia lato per Troiano che prova a puntare Mantila, va via la prima ma non la seconda che contrasta in calcio d'angolo, quindi anche primo calcio d'angolo per il VIP in questa serata. Sarà Vanessa a incaricarsi della battuta e a chiamare lo schema. E Vanessa per Troiano che prova in mezzo, però Polloni copre bene e prova subito a ripartire per Vecchione, ma Bernardelli recupera, va per Fernandez che prova in mezzo e niente da fare in questo passaggio. E qui Troiano recupera un pallone alto sull'errore di Cinzia Pereira, va da Fernandez che va al tiro, ribattuta da Mantila. Troiano non si fa da trovare pronta nell'errore dell'avversaria. Deve essere un'ottima occasione qui per il VIP in fase d'attacco. Fernandez, Vanessa va direttamente al tiro, ma qui in tuffo comodo Polloni para e poi vede da sola Vecchione contro Ricottini, il pallonetto che sfiora di poco il palo. Qui disattenzione della difesa della squadra di casa e Vecchione tutta sola si è presentata davanti a Ricottini che ha potuto solo osservare il pallone andare di poco a lato. Vanessa lungo ma subito fuori. Tanto primo cambio della serata per il Cagliari di mister Moreno Giorgi che mette in campo Riberetti a posto di Mantila. Si va ad Andresa Queiroz va al tiro di sinistro, è subito impegnata Ricottini in una respinta, poi riprova a ripartire Vanessa con Bernardelli, salta però Queiroz ma non la seconda avversaria e permette anche l'uscita di Polloni e quindi Riberetti, ma subito contrastata da Fernandez che non si fa superare. Subito buoni i ritmi in questi primi 3 minuti e 25 secondi di partita, ancora fermo il punteggio sullo 0-0. Una rimessa laterale per il Cagliari, la numero 10 ospite che va da Riberetti, però contrasta bene, Troiano recupera ma si fa soffiare il pallone del Queiroz. Queiroz vede Vecchione libera, Vecchione ancora, ottima qui l'uscita di Ricottini e Fernandez che prova ad andare in azione individuale, poi preferisce scaricare dietro per Troiano. Troiano va per Bernardelli, è in mezzo per Fernandez. Troiano, il tiro contrastato, poi Cinzia Pereira prova a buttare via. Vecchione nel contrasto di Fernandez comunque riesce a mantenere il possesso della palla.
per Ribereite, per il 14 Pereira, si va da Queiroz punta Fernandez, ma Fernandez non si fa ancora di nuovo superare, però il pallone calambola di nuovo per Queiroz che salta Troiano, va il tiro di punta di sinistro, ma ancora Ricottini a rispondere presente. Terza parata importante per Ricottini in questa serata. Calcio d'angolo per il Cagliari, si incarica la battuta di Riberetti che va da Queiroz. Queiroz è entrata nel mente Salvador per il VIP, cambia l'atteo per Pereira. Si va da Riberetti, va il tiro alto ma tocca comunque con le punte delle dita Ricottini. Quindi sarà altro calcio d'angolo per la squadra sarda. Va alla battuta Pereira, scarica subito per Queiroz e poi lascia per Riberetti che però il tiro è decisamente alto, non inquadra la porta. Tanto altro cambio per il VIP, entra Maddalena per Bernardelle, poi Salvador che vede subito per la compagna nuova, ritorna ancora per Salvador, raddoppiata, qualcosa contro i compagni che erano un po' statiche in questo momento. Poi bene Vanessa per Fernandez che va al tiro di destro e poi Maddalena riesce solo a toccare per Polloni e subito ripartenza, e qui ottimo qui l'uscita di petto di Ricottini, subito ritmi altissimi e qui ottiene un fallo Fernandez. Qui rivediamo l'occasione, il bel tiro di destro e l'ottima anche la respinta di Polloni, poi il pallone comunque ricambia sul portiere. E qui subito di nuovo Fernandez va da Vanessa allarga da Maddalena che però fa scivolare il pallone per Polloni, quindi riparte Queiroz. E qui pressing alto da parte del VIP che però riesce comunque a recuperare il pallone con Fernandez preferisce passare dai piedi di Vanessa che va da Salvador preferisce ancora mantenere il pallone e poi andare da Vanessa e Maddalena che allarga, però non trova qui Fernandez, non c'è intesa tra le due compagne di squadra e quindi sarà semplice rimessa laterale per il Cagliari. Queiroz e Ribereite, sempre pressing alto del VIP e Queiroz va via bene a Maddalena, poi provato anche il raddoppio, poi nel dai e vai Ribereite non ritrova la compagna, pallone leggermente arretrato. E ora Maddalena va da Salvador, però perde il pallone nel contrasto con Queiroz e anche secondo l'arbitro la rimessa è per la squadra del Cagliari. Sempre punteggio di 0-0, qui lancio lungo per Vecchione prova con il controllo ad andare al tiro di destro alto in questo caso. Abbiamo Vecchione la migliore marcatrice per la squadra ospite con 5 reti per ora in campionato. Qui pressing invece alto del Cagliari che riesce a recuperare in zona offensiva il pallone. Attenzione qui Brette, Pereira ha ribattuto il tiro da Fernandez. E di nuovo Pereira che prova ad andare lungo per Ribereite, ma qui l'ottimo l'anticipo di Salvador, poi Maddalena che scarica per il numero 14 che va da Vanessa. Qui da Vanessa in mezzo per Fernandez, bella la trama qui però del VIP che però poi nel rimpallo perde quello che è il possesso, permette quindi a Queiroz di ripartire. Si va da Vecchione, Pereira che però prova con uno schiavetto ad andare via Fernandez, ma si allarga troppo il pallone, quindi ritmi che comunque belli altini in questo momento della partita. Vanessa, Fernandez devono ancora uscire per questo momento della VIP. Qui Fernandez ha provato la giocata ma non si fa superare, in questo caso invece Cinzia Pereira. Si scalda per il VIP Kubasek. Qui Vanessa allarga in laterale per Fernandez, ma sempre Pereira non si fa superare. Bellissimo duello tra le due giocatrici in questi primi 5 minuti di gioco tra Fernandez e Pereira. Qui Vanessa vede il lancio lungo di Maddalena che ha provato lo stacco di testa ma non riesce a sfiorare il pallone. Invece il lancio lungo con le mani di Polloni, poi Ribereite controlla il tiro alto di sinistro.
mentre per i Cagliari è rientrata Mantil al posto di Vecchione e per il VIP Kubasek al posto di Maddalena. Qui Vanessa, attenzione, rischia di perdere un brutto pallone davanti l'area. Sarà comunque rimessa laterale per il VIP che preferisce andare da Ricottini, che poi prova ad andare per Kubasek, che riesce a controllare in un primo momento il pallone, poi lo perde per Ribereite e qui poi in una serie di contrasti Vanessa si allunga il pallone, poi Pereira mette a posto le cose per Polloni, che prova ad andare da Queiroz. Attenzione qui nell'anticipo ottimo di testa di Vanessa, deve essere un ottimo chiara occasione della gol per il Cagliari con Queiroz. La Vanessa non si fa sorprendere in questo ritorno difensivo. Qui ora Ribereite che prova a puntare Salvador e qui Kubasek che legge tutto prima, Kubasek che va da Fernandez, Vanessa a mettere ordine a Salvador, il dai e vai tra le due giocatrici. Qui ottima la trama, poi l'ultimo passaggio non trova la compagna Kubasek, che va subito a cercare di recuperare il pallone e ci riesce. Si lamenta la numero 10 ospite, ma non sembrava esserci il tocco dell'avversaria. 12 minuti e 23 secondi al termine del primo tempo, sempre punteggio bloccato sullo 0-0. Qui lancio lungo che permette a Fernandez di recuperare il pallone e andare al tiro di destro distante, ma Polloni in tuffo ancora per rispondere presente. Che ora Queiroz che punta Vanessa, va al tiro di sinistro che però sfiora solo l'illusione del gol. Controlla quindi in questo caso Ricottini, azione da una parte all'altra in questo momento. Qui ora sempre Vanessa per Salvador che vede bene Kubasek, ottimo il controllo, il mezzo a 2 raddoppiata, riesce comunque a mantenere il possesso di palla. Doppio cambio per il Cagliari, entrano Vecchione e Giuliano. Fa arretrare la rimessa laterale il primo arbitro, quindi si va dall'altra parte del campo, scambiano Fernandez e Vanessa, poi Fernandez riallarga per Kubasek, ancora Kubasek che ritorna il pallone, poi Salvador che prova a puntare l'avversario, poi preferisce scaricare ma allungo un po' il pallone della compagna nel dai e vai. E ora la nuova entrata Giuliano, però il pallone era già fuori quando lo controlla, quindi sempre Fernandez e Vanessa. Vanessa lega bene, il pallone ritorna per Salvador che prova ad andare al tiro di destro decisamente largo. Un po' di confusione in questo momento in campo tra le due squadre, forse un po' troppa fretta hanno entrambe di cercare il gol del vantaggio. E ora Poloni lancio lungo a cercare il pivot Vecchione, sempre raddoppiata, recupera qui un ottimo pallone Fernandez e quindi viene trattenuta da Giuliano, l'arbitro però non fischia, sembrava essere chiaro il fallo da parte della numero 8 del Cagliari, trattenuta vistosa. Proteste comunque da parte sia del mister Kim che del capitano Troiano dalla panchina, ma ha deciso di non fischiare in questo caso, qualche dubbio rimane. E qui è errato il passaggio di Vanessa per la compagna Kubasek, quindi si riparte Vecchione, in laterale prova a puntare Vanessa che non si fa superare. Quindi ora rimane in attacco il Cagliari, si prepara un doppio cambio per la squadra di casa, quindi ora va Giuliano, Ribereite, provato in mezzo l'assist per Vecchione ma fuori misura il filtrante, e mentre Troiano concede un po' di pausa a Fernandez che aveva giocato tutti i primi 9 minuti del primo tempo. Qui Vanessa per Salvador, di nuovo per la numero 9 che prova ad andare lungo per Salvador, forse un po' troppo la compagna che non riesce ad arrivarci. Sarà rimessa laterale, vediamo se il VIP prova ad alzare il pressing. Qui vediamo, però comunque esce bene il Cagliari con Vecchione, il controllo sempre quasi raddoppiata
numero 77. Poi si vede Riberetti che va al tiro, qui di circa 1 metro a lato, anche in questo caso Ricottini controlla, e anche un po' di pausa per Vanessa. Entra con il numero 10 Julia Siostak, che va dalla compagna di nazionale Kubasek. Salvador che prova l'imbucata per Kubasek, di poco non riesce ad arrivarci dal numero 15 del VIP. Entra anche nel mente per il VIP Bernardelle, che anticipa tutti di testa mandando in tribuna. Schema ricorrente quello per servire il pivot Vecchione da parte del Cagliari, che ora invece allarga per Ribereite. Subito prova a contestare la Troiano, poi cambia per Mantilla, di nuovo Ribereite va per la numero 8, va da Vecchione contro Sosta che prova il tunnel, ma poi recupera tutto Kubasek, che prova appunto a reperire Sosta, ma niente da fare. Soprattutto qui c'è il tocco di Kubasek a impedire che il pallone arrivasse a Vecchione. Partenze veloci da una parte all'altra delle due squadre, quando ormai è passata la prima metà di gioco. Qui Riberetti, ma di nuovo c'è Troiano a bloccare il passaggio, però sarà comunque rimessa in zona d'attacco da parte del numero 19 Mantila. Rientra anche Pereira per il Cagliari, poi il numero 12 va al tiro, ma blocca Siostak in calcio d'angolo. Sarà sempre Mantila che va per Vecchione contrastata, si ritrova lì il pallone e poi traversa. Qui era chiara occasione da gol per Vecchione, che ha provato il pallonetto, ma la traversa gli nega il gol, il 6º gol in campionato. Qui rivediamo una serie di rimpalli, si ritrova il pallone, provato scavetto, ma niente da fare. Risultato che rimane ancora bloccato sullo 0-0. Si va Mantila per Pereira, che va da Queiroz, che è rientrato in campo. Vecchione ritorna indietro da Queiroz, larga dall'altra parte per Pereira. Pereira prova a puntare Kubasek, ma preferisce indietreggiare da Queiroz. Vecchione qui va via bene a Siostak, poi prova l'assist in mezzo, ma blocca tutto Ricottini con i piedi. Questa fase più propositiva sembra il Cagliari, più volenteroso a cercare il gol. E qui ottimo l'assist per Vecchione e anche la coordinazione di poco a lato. Seconda volta in pochi secondi vicino al gol la numero 77 del Cagliari. Vediamo l'ottimo schema, il tiro al volo. Cottini qui aveva visto comunque il pallone uscire. Qui Kubas che prova ad accentrarsi, però si trova in mezzo a 3 e Vecchione manda tutto il pallone in rimessa direttamente laterale, ad evitare guai peggiori. Qui ora quindi va Bernardelle per Siostak, che prova l'imbucata per la compagna Kubas, che anticipa Pereira. Poi attenzione, provava a infiltrarsi Troiano. Poi sarà comunque possesso palla per il Cagliari. Partita per ora che non si sblocca. Si va da Pereira, che prova subito, attenzione Kubas che recupera un ottimo pallone, ma qui esce bene in questo caso Polloni. E qui invece era il VIP che ha un'ottima occasione per andare in vantaggio nel recupero alto di palla. Numero 15 però trova l'ottima posizione di Polloni, che va sempre per lo schema per Vecchione. Vecchione tiene bene il pallone per Queiroz, mentre è entrata la giovane Virdis per il Cagliari. E qui attenzione Queiroz, Siostak si rifugia in rimessa laterale. Abbiamo Virdis classe 2008 per il Cagliari. Cambio, esce Kubas che entra Maddalena. E in questi ultimi 2 minuti entrambe le squadre hanno giocato con la ricerca del primo gol, ma non sono riuscite. Attenzione qui Queiroz in mezzo all'area, serie di rimpalli, prova a uscire Maddalena, ma Queiroz un numero, poi parte sembra un 2 contro 2. Troiano prova a ripassare Maddalena, ma anticipa tutto Queiroz. È stato l'ottimo recupero qui delle due giocatrici italiane del VIP. È mancato l'ultimo assist per la compagna. Quindi sempre in fase di attacco Siostak per Bernardelle, che prova ad allargare per Maddalena, prova il dai e vai bene con Giulia, un pelino lungo il passaggio di ritorno.
aspettano un po' le due squadre, poi si va da Queiroz per Virdis, che va sempre da Vecchione, che tiene bene il pallone nel pressing di Giulia. Qui Polloni va a lancio lungo con i piedi, ma anticipa tutto di testa il capitano Jessica Troiano. Mentre si va di nuovo da Queiroz. Queiroz prova a puntare Maddalena con il suo sinistro, scarica da Pereira e larga per Virdis, ma qui anticipa bene Bernardelle, che però Polloni era alta al limite dell'area e quindi non permette il secondo tocco del numero 13 del VIP. È stato ottimo qui l'anticipo, ma anche altrettanto l'uscita di Antea. E qui Vecchione che recupera bene il pallone, ma anche recupera bene la numero 10 Giulia. Un potenziale 2 contro 1 per il Cagliari, sventato dal numero 10. Che bello la trama tra Bernardelle e Maddalena, non l'ultimo controllo. Pare che si allungano decisamente in questa fase, invece Vecchione non riesce a mantenere il pallone come è riuscito a fare finora. Si va sempre, prova l'imbucata in mezzo per Bernardelle, ma recupera l'altro numero 10 Queiroz, e nel contrasto Troiano recupera assieme a Ricottini, poi cespica un po' nel pallone Bernardelle, quindi non riesce la ripartenza per il VIP. Mentre ritratta il numero 8 Giuliano per il Cagliari. La Pereira va dalla numero 12 Ribereite, che prova la giocata su Giulia, che però riesce comunque a toccare il pallone in rimessa laterale. Pereira prova ad andare in mezzo, ma è un pallone che non trova nessuna compagna. Poi Maddalena prova ad andare in cost to cost, e qui raddoppiata Queiroz tenendo sul pallone. Poi c'è il tiro di Giuliano, ma è comodo che in questa fase il pallone da controllare per Ricottini. Va da ultimo in questo caso Bernardelle, però brutto pallone qui di Siostra, riparte Queiroz, ma Bernardelle non si fa superare dal numero 10. Ottimo in questo caso il recupero difensivo. Si va addirittura dai piedi di Polloni, qui pressing alti di Bernardelle che permette il recupero di Troiano che va per Bernardelle, che allarga troppo il piatto con il destro. Qui grazie al suo pressing aveva permesso alla compagna di recuperare il pallone. Anche qui l'ottimo l'asse di Troiano, però non riesce a inquadrare la porta Bernardelle in questo caso. Siamo in un momento della partita un po' più favorevole al VIP, che qui recupera alto da parte di Troiano. Non troviamo in azione individuale e decide di andare da sola al gol con il suo sinistro, che sblocca il match quando mancano 14 minuti, quando sono passati 14 minuti e 7 secondi. Jessica Troiano, il capitano, a portare in vantaggio il VIP con 1-0. È il terzo gol stagionale. Qui vediamo il recupero in mezzo a due, va di sinistro, sfiora il palo e Polloni può solo guardare il pallone depositarsi in rete, e alla fine quindi capitalizzano questi ultimi minuti favorevoli il VIP con il gol del vantaggio per la squadra di casa. Attenzione, ha provato il colpo di testa al numero 19 Mantila, e mentre viene chiamato il time out dalla squadra di casa di Kim Serandrei. Quindi abbiamo un minuto di pausa anche per noi sul punteggio di 1-0 quando mancano 5 minuti e 43 secondi. Nel mentre abbiamo avuto modo di rivedere gli highlights di questa prima parte del match, con l'ultimo il gol segnato dal capitano Jessica Troiano, ricordiamo il terzo gol in campionato
time out che finisce e squadre che rientrano in campo sul punteggio quindi di 1-0 e 5 minuti e 43 secondi al termine del primo tempo di gioco. Pallone che viene passato da Ricottini a Vanessa, quindi si riprende. Quindi ora Vanessa che prova ad andare lungo proprio per Nardelle, ma il passaggio è decisamente corto, promette recupero quindi a Giuliano che va in laterale e qua recupera, poi si lamenta di un possibile tocco di mano di Vanessa, ma sembrava comunque lungo il corpo il braccio della numero 9. Qui Maddalena però recupera Mantila, si va da Polloni da Pereira che prova ad andare da Ribereite viene contrastata in scivolata in ottimo intervento di Troiano. Sarà calcio d'angolo, ma subito bloccato tutto da Troiano. Quindi altro corner per il Cagliari. Si va Mantila per Ribereite e qui le mani di Ricottini a bloccare tutto. Sempre il numero 19 Mantila va a scambiare con Ribereite, ritorna a Mantila che libera bene Giuliano che prova ad andare al tiro, ma sembra proprio andare a colpire Pereira. Quindi azione che sfuma per il Cagliari. Qui Vanessa che riesce comunque a mantenere il possesso di palla sul contrasto di Ribereite. Qui ora Vanessa larga per Troiano, prova a allungare per Maddalena, però Mantila difende bene con il corpo il pallone. Quindi si ripartirà da Polloni per Giuliano, era Pereira, cambia bene lato per Ribereite, ma qui invece è Troiano a mettere il corpo e a difendere il possesso palla, mentre esce Maddalena e rientra Fernandez. Messa studia le posizioni delle compagne, però non trova bene Kubasek e qui Pereira prova il tiro da distante, ma subito smorzato da Vanessa. E ora Vanessa per Kubasek che controlla un pallone difficile. E ora Vanessa che allarga bene per Troiano, l'ultimo tocco il suo. E ora Cagliari che si rifugia da Polloni. Qui ottimo il possesso di Fernandez che recupera per Kubasek e questa volta è la traversa di no al VIP colpita da Kubasek. Polloni ha potuto solo osservare quello che era il tiro della polacca. Vicinissimo al raddoppio la squadra di casa. Quindi conto dei legni 1 pari in questo primo tempo. Qui Fernandez allarga salta pare per Kubasek, qui possesso palla, poi l'ultimo passaggio troppo lungo della numero 9. Rientra Vecchione nel mente il Cagliari. Qui ora Queiroz che va via con un contrasto un po' fortunoso su Troiano, poi l'ultimo tocco secondo l'arbitro è il suo nella carambola con Vanessa. Quindi si ripartirà proprio dai piedi della numero 9 che va da Ricottini che prova ad avanzare, che prova anche a servire in mezzo, poi il pallone che tocca il soffitto del palazzetto nel rinvio di Ribereite e quindi sarà ancora possesso palla per la squadra giallonera del VIP. Con Kubasek che pochi secondi fa ha sfiorato il gol del 2-0. Qui ora Vanessa si lamenta un po' con le compagne, poi Kubasek prova ad andare via a Ribereite ma perde per un attimo il pallone, poi Fernandez nel contrasto con Mantila comunque mantiene il possesso della sfera. Mancano 2 minuti e 55 secondi al termine della prima frazione. Qui Vanessa larga per Troiano e il pallone qui viene toccato dal braccio largo di Andresa Queiroz. In questo caso l'arbitro non può fare altro che fischiare il tocco di mano. Conto 2-0 invece i falli per il Cagliari.
Mentre altra rimessa laterale che batte Fernandez. Va da Vanessa che trova Troiano che controlla bene nella prima fase del pallone, poi invece del corpo Queiroz riesce a far intervenire Polloni. Polloni va da Mantila, Queiroz raddoppiata in questo caso da Kubasek, poi spara via, in qualche modo arriva il pallone al numero 19 che va al tiro anticipando il recupero di Fernandez. Con un po' di fortuna è riuscito a ripartire il Cagliari, ma il tiro di punta finisce a lato. Quindi ora Vanessa va da Kubasek che prova il dai e vai, nel mentre c'è il fallo di Andrea Queiroz che prende anche il giallo nel bloccare nel contrasto la giocatrice polacca. Prima moneta del match per la formazione ospite, Andrea Queiroz. Quindi sarà calcio di punizione della propria metà campo per il VIP. Vediamo se preferisce tornare indietro da Vanessa. Proprio così, quindi è rientrata anche nel mente Salvador che prova a puntare Viris, ma poi ritorna da Vanessa che prova a rivedere in mezzo la compagna, che tira bella il filtrante di Vanessa ma non riesce a mettere il piede per deviare il tiro. Qui Vecchione, il pallone era già uscito per la triangolazione con Virdis. Ottimo ancora il momento per il VIP alla ricerca del 2-0. Vanessa va da Kubasek va da Fernandez, costretta ad indietreggiare e scambiare per il numero 14 Salvador. Salvador ritorna dalla compagna. Salvador dai e vai, poi si allunga Fernandez, prova a crederci nel contrasto nell'uscita tra Virdis e Polloni, alla peggio però la giocatrice di casa Fernandez. Costretto a interrompere il gioco il secondo arbitro per la brutta botta ricevuta dalla giocatrice di casa. Qui rivediamo Fernandez e l'occasione di Kubasek a centrare l'incrocio dei pali. Vicinissima la terza marcatura stagionale, la giocatrice polacca, che ora batterà lei la rimessa laterale in fase d'attacco, però giustamente restituisce il pallone con sportività alla squadra ospite che nel contrasto aveva fermato il gioco. Quindi qui Vecchione che va ottimo, qui il colpo di testa, il passaggio, poi riscambia e qui Queiroz però colpisce in ottima uscita Ricottini. È stata bella la trama Vecchione, Mantila, Queiroz, rivediamo quindi dietro Vecchione scarica per Queiroz ma Ricottini ci mette il corpo. Ottima qui il posizionamento del portiere. Qui Queiroz che va via 2, poi va il tiro di sinistro e respinge ancora con le mani Ricottini, anche di nuovo anche su Vecchione non si fa superare in questo primo tempo il numero 1 di casa. E recuperano anche il pallone le giocatrici del VIP. Qui Kubasek che prova a puntare al numero 10, azione che va via, Kubasek che va in laterale, poi rivede Salvador, si avvicina in metalare, poi Vanessa va il tiro e c'è la ribattuta di Mantila che per poco non causa un'autorete. VIP che sta spingendo per il 2-0. Sta sempre Vanessa andare in mezzo, si era liberata Salvador ma leggermente arretrato l'assist per la compagna. Qui attenzione, recupera bene Kubasek va da Salvador, prova a ritornare indietro la compagna, però maglie troppo strette che non permettono il passaggio. Qui grande pressing qui di Vanessa su Vecchione che subisce in questo caso il fallo, il primo del VIP. Prova a accelerare i tempi Cagliari con Queiroz che però si allunga il pallone nella fretta. Quindi può ripartire con calma in questi ultimi 40 secondi del primo tempo il VIP. Qui Vanessa che prova l'imbucata per Fernandez ma troppo lungo il passaggio. Subito di nuovo si va da Queiroz
Cross Pereira che ha libero Vecchione sul secondo palo, però in scivolata non trova bene l'ultimo tocco finale. Qui rivediamo Pereira, ha visto benissimo la compagna che però tarda quel decimo di secondo nell'andare a toccare in rete. Di nuovo pallone per Polloni che va da Queiroz, ultimi secondi del primo tempo. Queiroz va davanti da Cinzia Pereira, contrastata bene qui da Fernandez. Alla numero 19 che poi non trova Queiroz, 4 secondi al termine. Salvador che prova ad accelerare per Kubasek, ma qui esce bene Polloni che poi va in rimessa laterale. E termina qui quindi il primo tempo di gioco sul punteggio di 1-0 con la rete del capitano Jessica Troiano, e quindi un momento di pausa anche per noi e arrivederci per il secondo tempo.
Squadre che stanno rientrando in campo per i secondi 20 minuti di gioco. Ma mentre rivediamo gli highlights principali del primo tempo, che vediamo Vecchione con il scavetto prendere la traversa. Qui invece abbiamo Troiano che nell'1 contro 1 porta in vantaggio la propria squadra. E poi qui l'ultima occasione del primo tempo, Fernandez che suggerisce bene per Kubasek che trova solo l'incrocio di pali a dire di no per il raddoppio. Ancora qualche secondo prima della ripresa del match, mentre possiamo però osservare i quintetti scelti. Ovviamente Cristiano Giorgi avrà avuto qualcosa da ridire alle proprie ragazze per correggere, per portare e recuperare la partita odierna. Quindi abbiamo il VIP che si rischiera con Ricottini, Sciostak, Fernandez, Troiano, Bernardelle, dall'altra parte Polloni. Poi abbiamo la numero 12 Riberete, 14 Pereira, 10 Queiroz e la numero 77 Fabiana Vecchione. Quindi si parte con i problemi dei piedi qui subito, però Fernandez che recupera il lancio errato di Polloni, poi Troiano che controlla pallone scivolare in rimessa laterale. Qui ora di nuovo si parte da Siosta che prova il filtrante in mezzo per il Troiano, troppo lungo in questo caso il servizio per la compagna. Vedremo l'ex di turno Moreno Giorgi che mosse avrà studiato per questo secondo tempo. Ovviamente non ci sta ad essere sotto in questo primo parziale. Si va a Vecchione da Cinzia Pereira che vede Queiroz che però manca un po' il controllo e poi con il corpo difende bene e si ostaca il pallone. Permette quindi al VIP di recuperare il possesso palla in questi primi secondi di gioco della ripresa. Si allarga anche Ricottini per cercare di dare un'altra soluzione a Troiano e viene proprio servito dalla compagna. Poi Ricottini prova proprio Sosta che controlla bene il pallone con il petto. Duello tra il numero 10, poi raddoppiato ma serve bene Troiano. Troiano vede Fernandez libera a destra che prova il dribbling su Vecchione che però mette il piede giusto. Ottima tutta la trama offensiva del VIP. Di Fernandez Sciostak prova a piazzare il destro, ma qui c'è l'ottimo tuffo di Polloni. Sembra però rientrata meglio in campo il VIP. Qui Sciostak sembrava bene indirizzato in porta del pallone. E ora Troiano va in mezzo e spinge con le mani Polloni. Però Vecchione pressata alta a Fernandez che recupera anche il pallone. Va da Bernardelle, no, Fernandez era rimasta lì, quindi non aveva seguito l'idea della compagna. Qui Pereira prova a servire ma recupera tutto per un attimo Troiano che poi supera Ribereite. Va da Queiroz ma nel raddoppio ancora mantiene il pallone del capitano. Fernandez riprova il dai e vai ma si rifugia con un tiro forte la numero 12 Ribereite in rimessa. Si va di nuovo a Troiano. Troiano va in laterale, prova a ottenere e ci riesce un ottimo calcio d'angolo. Sempre in fase d'attacco il VIP con Troiano che prova ad andare in mezzo per Bernardelle ma blocca tutto Ribereite. Sempre il capitano della squadra di casa alla battuta che prova a servire Sciostak che per il pallone sembra leggermente lungo, infatti riesce solo all'ultimo a tirare la numero 10. Era veramente difficile trovare la coordinazione. Vecchione nel pressing di Fernandez costretta a rifugiarsi in rimessa laterale. Quindi sempre in fase d'attacco il VIP, questa volta con Bernardelle contrastata dal numero 77. Stavolta invece avremo la battuta al numero 10 Giulia. L'arbitro fa indietreggiare di qualche metro la posizione. Poi Bernardelle tarda un po' il servizio per Fernandez, quindi permette quindi al Cagliari di recuperare con Queiroz. Queiroz va da Mantila, serve bene Vecchione. Vecchione subisce però il fallo
della numero 13 Marta Benardelle. Posizione pericolosa in fase d'attacco per il Cagliari, con Fabio il numero 10 e il numero 77 alla ricerca dello schema per trovare la via del pareggio. Quindi rimane però ora solo nella battuta Queiroz, posiziona compagni in barriera Ricottini. Vediamo se andrà il tiro diretto al numero 10, va il tiro, sembra decisamente largo. Ricottino serve a scivolare il pallone in rimessa dal fondo, si va da Siostak, Troiano, il Cagliari che prova a alzare il pressing, qui Fernandez e Siostak comunque ne escono bene, poi però non l'ultimo passaggio, si riparte Vecchione che prova a superare e poi qui viene la trattenuta vistosa di Vecchione su Fernandez, secondo giallo del match sempre contro il Cagliari, munita dopo 2 minuti e 9 secondi Fabiana Vecchione. La punizione dell'altezza della metà campo per il VIP, falli 1-1 in questa seconda fase di gioco. Hanno preferisce riendetteggiare per Siostek, Fernandez prova a scambiare nel dai e vai leggermente lungo il ritorno del capitano, quindi va Mantila perché Queiroz, ma qui non si fa superare invece Siostak, ottimo qui l'intervento difensivo del numero 10. Qui ora Fernandez come ultima, leggermente qui in questo caso largo il passaggio. Ora Queiroz, Vecchione prova ad andare via Fernandez e l'ultimo tocco è il suo. Inizia ad agitarsi di più l'ex tecnico del VIP Moreno Giorgi, a citare le proprie compagne. Ora Queiroz che prova il tiro di sinistro ribattuto dal corpo di Siostak, la Mantila va da Pereira che prova ad armare il destro e qui nella deviazione di Fernandez che mette fuori causa Ricottini trova il pareggio il Cagliari dopo 2 minuti e 39 secondi del secondo tempo di gioco. Qui un po' di fortuna sorride la squadra sarda, rivediamo l'occasione, qui Pereira controlla, si allunga il pallone di destra, va al tiro nella deviazione, mette fuori causa Ricottini Fernandez, quindi il punteggio ora di 1-1. Sembrava essere entrata meglio in campo nel secondo tempo il VIP, ma invece alla fine con un po' di fortuna il Cagliari si riporta in pareggio. Qui ora Vecchione che scambia per Queiroz, ma Troiano che riesce comunque a mantenere il possesso palla nella serie di contrasti con Queiroz. Ora Fernandez sfortunata in questo caso in occasione del gol e quindi recupera invece Vecchione e viene fermata con facilità qui dal capitano Jessica Troiano. Si prepara Kim Salvador al prossimo cambio. Qui ora Queiroz si sposta poi col sinistro, va il tiro, invece questa volta Ricottini non si fa sorprendere, respinge con i pugni, poi prova ad andare Fernandez per Siostak, ma protegge bene Queiroz per Polloni che va con le mani per Vecchione che va nel controllo del tiro di destro largo in questo caso. Viene cambiato proprio il capitano Troiano per Salvador. Partirà dalla numero 10 Giulia, va dalla entrata Salvador, Fernandez va proprio della compagna, poi Fernandez va da Siostak, Fernandez, Salvador, saldi veloci per le compagne del VIP, Siostak prova a puntare Vecchione, poi si intromette Queiroz che con un giochino riesce anche a recuperare il possesso palla. Poi va da Cinzia Pereira che va sempre allo scarico per Vecchione che difende bene il pallone, raddoppiata
riesce comunque a mantenere il possesso di palla. Ottimo qui tenuta del pallone della numero 77, che va da Queiroz, che prova a puntare Fernandez, che però non si fa superare, lascia Polloni, pallone per Mantila che non riesce qui a toccare con il destro. Cambio per il VIP, rientra a numero 9 Vanessa e poi Kubasek. Escono Giulia e Bernardelle. Qui Vanessa cambia lato per Fernandez, va in mezzo per Salvador che riesce in qualche modo con una pirouetta a mantenere il possesso di palla. Poi però allarga troppo per Vanessa, ma sempre Salvador a recuperare il pallone. Soprattutto lei in questa azione. Qui Fernandez però non si intende con Vanessa. Qui ora Vecchione che però nella serie di contrasti perde il pallone. Ora Vanessa va in mezzo per Salvador, che aveva provato a vedere il filtrante per Vanessa, ma Pereira blocca tutto, nel mentre esce Vecchione e rientra Ribereite per il Cagliari. Si va da Queiroz da Mantila, va da Ribereite che va in mezzo per Pereira e allarga da Queiroz. Prova a puntare Kubas che invece preferisce all'area per il numero 12, tiro contrastato a Salvador e quindi diventa facile perdere Ricottini. Parte bassi da Vanessa, alto il pressing qui del Cagliari, ma Fernandez esce con calma a portare su le compagne. Salvador allarga per Vanessa che prova ad avanzare, poi allarga per Kubasek. Kubasek contrastata a Queiroz, però non riesce anche a controllare il successivo pallone. Si va da Salvador che prova ad andare in mezzo per Kubasek, troppo lungo il servizio per la compagna. Va al lancio con le mani, permette al numero 12 di trovare il pallone, poi Queiroz, però qui decisamente errato il passaggio per la compagna. E sono passati 5 minuti e 34 secondi della ripresa, punteggio quindi ora variato sull'1-1. Qui Kubasek prova l'imbucata, però permette un brutto pallone e perde la compagna. Va il tiro Ribereite largo. Sempre partenza, lancio lungo questa volta con le mani per Kubasek che però non riesce solo a toccare il pallone e non fare di più. Qui cambio anche per la squadra di Moreno Giorgi, rientra Giuliano per l'autrice del gol del pareggio Cinzia Pereira. Quindi qui Queiroz che però non mantiene il pallone in campo nel pressing di Fernandez. Ora un VIP che prova a riproporsi in attacco alla ricerca del nuovo vantaggio. Allora va in laterale per Kubasek che torna indietro da Vanessa che va subito filtrante per Kubasek che va da Fernandez, il tiro ribattuto. Salvador preferisce mantenere il calcio d'angolo, poi accelera un po' i tempi, va da Kubasek che Vanessa in mezzo, però non riesce a centrare lo specchio della porta, e mentre è rientrata Maddalena che prova subito ad andare a pressare Queiroz insieme a Kubasek che recuperano il pallone. Nella carambola si ritrova il pallone tra le mani Ricottini, va dalla numero 9 Vanessa. Qui ora pressing sempre alto del Cagliari, ma esce bene Salvador in tandem con Vanessa, però poi non trova l'ultimo passaggio per Kubasek. Queiroz prova ad andare via Salvador ma non ci riesce. Qui trattenere un po' il fiato il passaggio di Salvador per Ricottini che non era subito pronta. Qui invece il tiro alto di Queiroz. Momento di difficoltà nella difesa del VIP, un malinteso tra Salvador, Ricottini e Vanessa, permesso per il recupero del Cagliari. Qui Giuliano invece difende l'uscita della numero 66 Polloni, va da Mantila, ma Vanessa anticipa tutti, rientra Vecchione per Queiroz e subito il lancio per lei, che però può solo vedere sfilare il pallone. Pare che si allungano sempre di più in questa fase.
Tiro Vanessa per Kubasek. Salvador alla numero 9, non aveva inteso lo schema Kubasek in questo caso. Va avanti, la larga bene per Vecchione che trova Ribereite. Vedete che prova ad avanzare il tiro col sinistro, forse poteva fare ancora qualche passo in più verso la porta. Tiro quindi che non risulta pericoloso. Si dispera la numero 12 per una potenziale occasione della squadra ospite di passare in vantaggio. Pallone che viene recuperato e restituito a Ricottini. Si va da Vanessa, potrebbe allargare per Maddalena, prova in laterale ma Salvador era invece al circo di metà campo. E ora Polloni sempre nello schema per Vecchione, nel controllo, attenzione, esce bene Ricottini e quindi si va da Maddalena. Maddalena bene per Kubasek, che Maddalena può andare in laterale, però Mantila poi ci mette la punta. Bello il dai vai tra il numero 3 e la numero 15. Capisce tutto la giocatrice avversaria anticipando. Qui Vanessa che chiede di accelerare le ragazze lo schema e poi passano i 4 secondi, quindi perde il possesso palla il VIP. Doppio cambio per la squadra di coach Giorgi, rientra Pereira. E no, Virdis per ora attende l'entrata. Quindi si va da Mantila, Pereira, da Salvador che allarga bene per Maddalena. Ora prova invece il Cagliari a velocizzare, si va da Pereira. Vecchione allarga bene per la 19 Mantila che per poco però non trova il pallone, quindi va in velocità Maddalena che però incespia col pallone, permette il recupero di Pereira, ma qui altro ottimo recupero invece di Vanessa. Squadra è lunghissima in questo momento. Maddalena prova a vedere in mezzo Salvador che vede il pallone e anticipa l'uscita di Antea Polloni. Ottimo qui la ripartenza del VIP con il suggerimento di Maddalena per Salvador che ci mette il piede destro e porta di nuovo in vantaggio la squadra di casa dopo 8 minuti e 17 secondi del secondo tempo di gioco. Qui rivediamo il recupero di Vanessa che allarga per Maddalena, vede il secondo palo Salvador e con il destro supera il portiere in uscita. Ottima qui l'azione corale della squadra capitalizzata da Salvador, secondo gol stagionale per lei. Quindi VIP che si porta in vantaggio, che ora Pereira che va via 2 ragazze ma poi Vanessa blocca tutto. Qualcosa da ridire Troiano con il primo arbitro, forse qualche precedente contrasto che non l'ha vista, che l'ha vista in disaccordo. Quindi ora abbiamo pallone per Kubasek che prova ad andare via, Virdis va via bene, c'è nel secondo palo Bernardelle che però poi viene recuperata all'ultimo da Cinzia Pereira che vede in mezzo, però di nuovo Bernardelle per Salvador, vicinissimo al 3-1 il VIP in un'alta ripartenza. Si è fatta sorprendere per ben 2 volte qui il Cagliari, nella seconda però Bernardelle non riesce a capitalizzare l'occasione. Qui ora Vanessa che va al tiro da distante, blocca tutto Vecchione però. E poi qui permette il recupero facile il VIP Ricottini che con calma va da Vanessa. Vanessa va da Salvador che restituisce subito il pallone per il numero 9. Poi Bernardelle prova dai vai ma recupera tutto Pereira. Pereira va da Virdis. Virdis che da sola va al tiro di destro e seconda traversa della partita per il Cagliari. Qui sfortunata la giovanissima numero 3, rivediamo il recupero alto di Pereira, lasciata completamente da sola la giocatrice, poi nella deviazione Vanessa ha messo sulla traversa. Sembrava esserci sul tiro rasoterra Ricottini, invece Vanessa nella deviazione ha rischiato l'autogol. Finissimo quindi subito il pareggio la squadra di Giorgi. Rientra nel mente Fernandez per il VIP, Salvador riscarica per Fernandez, pressing alto in questo caso del Cagliari, qui chiede il tocco di mano ma era troppo vicino Mantila. Vanessa però comunque sarà sulla rimessa laterale. Qui ora
Vanessa prova a servire lungo Fernandez, viene bloccata bene però da Virdis. Polloni, lancio sempre lungo con le mani, però Mantila non trova Vecchione. Ora Bernardelle perde questo pallone con Mantila, però trattiene vistosamente il numero 19, quindi viene ammonita. Punizione decisamente pericolosa per il Cagliari. Rientra anche Queiroz in questo momento, però sembra rimanere solo Pereira a incaricarsi della battuta. Rimane solo Salvador in barriera, sistemato da Ricottini. Vediamo Pereira. Pereira va direttamente al tiro, ma sfiora Vecchione sul secondo palo. Tiro che non era indirizzato sullo specchio. Siamo praticamente alla metà esatta della ripresa. 10 minuti 11 al termine, punteggio VIP 2, Cagliari 1 e 2-1 i falli. Qui pallone perso e attenzione qui nella ribattuta, grandissima occasione per il 2-1 di Vecchione che sbaglia quasi a porta vuota nel recupero di Ricottini. Rivediamo qui Fernandez, perde il pallone con Queiroz. Queiroz nella ribattuta con Vanessa, serve Vecchione che però non inquadra la porta. Qui ancora Vecchione, però invece non controlla, questa volta Vanessa si lamenta con l'arbitro. Momento di tensione nel match. Ricordiamo partita importantissima per entrambe le squadre in questo momento caldo della stagione. Recupera bene Queiroz che allarga per Pereira, che poi prova ad andare in mezzo, ma recupera poi tutto Bernardelle. Nel dai e vai con Vanessa non si intendono. Mentre sembra essere un breve time out chiamato dalla squadra di casa. Pereira allarga bene da Queiroz. Queiroz contro il numero 9 Vanessa. Danza col pallone, poi raddoppiata bene sul sinistro, poi invece il pallone di Vecchione sul corpo di Ricottini ancora presente con un'ennesima parata nella serata odierna. Vecchione ritorna da Pereira. Pereira viene bloccata da Fernandez e non si fa superare. Qui invece va in mezzo da Virdis, poi Bernardelle recupera bene per Salvador. Salvador allarga per Vanessa, si va da Fernandez. Ovviamente il pallone per il VIP e quindi viene chiamato il time out chiesto da mister Kim Serandrei. Piccolo break anche per noi. Destro? Sì, su destro. Sono scorsi mentre gli highlights degli ultimi minuti. Qui rivediamo Vecchione col sinistro, manda di poco a lato. E anche qui ancora Vecchione, sempre in questo caso invece Ricottini presente. Termina acquisti il time out chiesto da Kim Serandrei, che sicuramente avrà visto qualcosa da sistemare a livello difensivo. Rientra che il capitano Troiano che va subito a Kubasek che prova a controllare il pallone su Queiroz. Bene qui, attenzione, e c'è Troiano che mette il pallone in rete sul suggerimento di Vanessa. Il 3-1 della VIP che rientra dal time out allunga sul +2. Subito Jessica Troiano, quindi doppietta in questa giornata odierna.
tutta la gioia del capitano della squadra di casa. Qui Vanessa, ottimo il contrasto alto, poi Troiano batte in uscita di destro Antea Polloni ed è il quarto gol stagionale per il capitano della VIP, che è uscita decisamente bene dalle indicazioni di Kim Serandrei. E ora sono 2 le reti di svantaggio per invece l'ex tecnico del VIP Moreno Giorgi. Qui bene il lancio di Cottini per Cubas che si va a Troiano. Ora bene il fraseggio del VIP, Troiano controlla bene, poi il sinistro ribattuto da Queiroz. Cubas che preferisce mantenere il possesso. Rientra Riberetti per Virdis nel Cagliari. Fase decisiva un po' del match, qui Cubas che si va da Fernandez, che serve bene Cubas, poi riprova a andare in mezzo, poi in qualche modo tocca solo Fernandez, va Vecchione, vede dall'altra parte libera Cinzia Pereira che va al tiro di destro e c'è l'ottima parata della serata di Ricottini in tuffo, mette una delle parate più difficili della serata, della numero 1 di casa. Qui Ribereite bloccato tutto subito Cubas, che però invece Troiano non ha seguito il suggerimento. Qui rivediamo Pereira, ma l'ottimo qui il tuffo di Ricottini. E qui c'è l'altro portiere Polloni, però facile preda della numero 1 di casa. Qui ora Troiano però perde un brutto pallone contro Vecchione, che invece manda di nuovo a lato. Secondo pallone che Vecchione spreca. Qui vediamo Vecchione prova il controllo destro-sinistro, poi niente, non trova lo specchio della porta. Qui invece bene il colpo di testa di Pereira, si va da Queiroz, Ribereite, Queiroz, però bene, qui mette il piede Kubacek, si va da Troiano, Troiano prova a vedere Fernandez, però anticipa tutto il Cagliari, alto contropiede, questa volta il pallone di nuovo per Vecchione, al limite del calcio d'angolo, prova a rientrare per Queiroz, ma anticipa tutto Troiano, nell'ennesimo recupero difensivo. Rimane in attacco la squadra sarda. Attenzione che prova il quinto di movimento con Mantila quando mancano 7 minuti e 47 al termine. Si gioca subito questa carta Moreno Giorgi per accorciare il punteggio. Qui Mantila, si va da Vecchione che prova a allargare per Cinzia Pereira. Ovviamente ora Vecchione si va da Ribereite che va al tiro, respinge bene con le mani, poi Vanessa, c'è la porta vuota, ma invece il pallone viene bloccato di testa dalla numero 19 Mantila, che poi accelera per far rientrare Polloni. E qui ovviamente per i Cagliari deve aumentare la precisione nel giro palla. Quando c'è il quinto di movimento, qui ora Vanessa subito per Kubasek che affretta un po' i tempi. Qui il pallone che arriva a Queiroz, ma recupera bene Fernandez che va da Kubasek. Kubasek in mezzo a 2, va il tiro subito, ribattuto questa volta a Polloni e poi ancora pallone invece questa volta salvato sulla linea da Ribereite sulla seconda occasione di Kubasek. E poi si va da Fernandez, invece questa volta Ribereite blocca tutto. Serie di occasioni per andare sul 4-1 per il VIP. Qui rivediamo Kubasek, primo tiro respinto, poi in qualche modo ritorna il pallone, va di destro, prova il secondo tiro ma salva tutto sulla linea il Cagliari. Qui ora Fernandez prova la coordinazione, serie di carambole, può ripartire Queiroz in contropiede, ma poi viene raddoppiata bene da Kubasek e Troiano. Ma ora quindi c'è Ribereite. Vedete da Vecchione va via il prima e poi con il sinistro allarga di poco. Fase caldissima del match qui a San Martino di Lupari quando mancano 6 minuti e 30 secondi al termine. Ora si rigioca la carta di Mantila come quinto Moreno Giorgi, visto comunque il possesso già sulla metà campo. Proprio dal quinto di movimento Mantila che va ovviamente da Ribereite. Qui pressing alto di Fernandez, per poco Seosto che non riesce anche a recuperare il pallone. Rimane in attacco quindi il Cagliari. Ora in centro c'è Pereira, Queiroz
cambia lato da Mantila, prova ad andare da Vecchione su contrasto di Vanessa, costretta a indietreggiare, poi pallone che è uscito, che invece blocca tutto Pereira. Poi alla fine Troiano, per evitare guai peggiori, lancia lungo dall'altra parte del campo. Ovviamente il VIP, per non far entrare Mantila, prova il pressing alto e quindi Polloni spara direttamente in tribuna il pallone. Qui incomprensione da parte della retroguardia del Cagliari nella fase di possesso palla, e quindi permette al VIP di ripresentarsi in attacco. Troiano va da Vanessa va da Giulia, che prova ad andare via Queiroz. Qui nel raddoppio viene fischiato comunque il fallo della numero 10, fischio giusto da parte del primo arbitro. Qui un po' posizionata male in questa prima fase il VIP, con il quinto in movimento, costretto a rintesare Giulia, e ora si va da Mantila, larga per Pereira, attenzione, aveva visto libera la numero 12, ma poi Troiano che parte in 2 contro 2. Qui Queiroz, ma ancora Troiano che salta la prima, e poi Sosta che ha bloccato tutto, però la numero 12 Cinzia Pereira praticamente distesa sulla linea di porta. Che occasione per il VIP di andare sul 4-1. Qui ora Troiano preferisce ragionare per Vanessa allarga per Siosta, che prova a buttare Queiroz, va il tiro ribattuto e calcio d'angolo ancora per il VIP. Mentre ora sarà Moreno Giorgi a chiamare il time out, la prima occasione utile. Quando stiamo entrando negli ultimi 5 minuti del match. Vanessa ha chiamato l'ennesimo schema da calcio d'angolo, prova ad andare in mezzo ma ribatte Queiroz. E quindi invece stavolta va troppo lungo per Fernandez, e quindi possesso Cagliari ed è time out per Moreno Giorgi. Ultimo break in questo secondo tempo di gioco. Mentre in anteprima erano come sempre trascorsi gli highlights degli ultimi minuti, dove praticamente sono state 3 le occasioni del VIP, in cui solo una capitalizzata, e poi invece per i Cagliari un paio di occasioni di Vecchione e un'ottima invece parata di Ricottini su Cinzia Pereira. Si riparte quindi con il quinto di movimento da parte del Cagliari, che allarga bene per Mantila, che vede Vecchione che prova ad andare in mezzo per la compagna, ma blocca tutto Vanessa. Poi si riparte da metà campo da Pereira. Queiroz, Pereira, dal movimento Mantila, Queiroz, ora prova direttamente in mezzo, poi blocca tutto, ora Ricottini con la porta libera, prova, ma troppo alto il rinvio, quindi da subito il possesso palla al Cagliari. Ora si va da Pereira per Queiroz, ovviamente qui ora alza il pressing invece il VIP, ma esce bene Cagliari a mantenere il pallone, larga dall'altra parte per Mantila va da Pereira. Questo disappunto nel mente di Moreno Giorgi per il passaggio delle compagne, delle ragazze, però qui bene l'imbucata e c'è il gol in questo caso da parte di Queiroz sul servizio della numero 12 Ribereite, quindi accorcia il Cagliari quando mancano 4 minuti e 16 secondi termine del match. Qui rivediamo il giro palla, Queiroz va da Ribereite, vai il dai e vai, qui nel tiro tocca solo questa volta Ricottini, non riesce a impedire il gol.
quindi ora punteggio nato di 3-2. Attenzione subito qui Rivalete contro Troiano. Ora il VIP che si riporta in attacco. Partita dalle infinite emozioni, mancano ancora 4 minuti al termine. Sarà Troiano autrice di una doppietta odierna a battere, poi Fernandez che prova a allargare per Siostak, ma perde comunque possesso palla. Quindi riparte Cagliari direttamente da Polloni, allarga per Pereira, bene per Queiroz che riesce a mantenere il pallone in campo. Il servizio della compagna, qui Vecchione, ottimo qui il giro palla del Cagliari, Queiroz va in mezzo alla Riberate che prova a rimettere per Vecchione, ma troppo arretrato l'ultimo passaggio. È riuscito bene il Cagliari da questo pressing alto del VIP, mentre rientra Salvador per il capitano Troiano che va a lungo direttamente, si osta per Polloni, qui l'intervento Polloni da fuori area. Attenzione, c'è il cartellino rosso e finisce la partita per Antè Polloni a 3 minuti e 39 secondi al termine. Va mestamente negli spogliatoio e viene anche ammonita una giocatrice della squadra ospite. Continue proteste di coach Moreno Giorgi. Qui rivediamo il contrasto e quindi è stata netta la decisione dell'arbitro nell'espulsione da parte di Polloni. Quindi ora 2 minuti di superiorità numerica per il VIP per cercare il possibile gol del 4-2 e quindi c'è anche l'esordio in porta per il numero 21 Tonga. Qui rivediamo, ovviamente qui Polloni non trova solo le gambe della giocatrice e quindi inevitabile decisione dell'arbitro, il cartellino rosso per chiara occasione da gol. Ovviamente fase di 4 contro 3 in attacco per il VIP, punizione pericolosissima dal limite dell'area da parte della... si incarica la battuta la numero Vanessa. Da sistemare la porta del Cagliari prima di battere. Due posizioni in barriera, Vanessa va direttamente al tiro e para la numero 21, doppia parata per la neoentrata, poi Fernandez nella ribattuta blocca Vecchione e poi ribadisce in rete e quindi capitalizza subito l'uomo in più il VIP con Fernandez. 4-2 per la squadra di casa. Qui rivediamo una serie di rimpalli, poi Fernandez blocca la ripartenza Vecchione e poi di sinistro ribadisce in rete. Qui errore il circoletto rosso di Vecchione che prova un dribbling a porta vuota, cosa assolutamente da evitare, e quindi permette al VIP di andare sul 4-2 e Cagliari che rientra subito con Mantila come portiere di movimento. Pochi secondi durata la superiorità numerica ed è bastata al VIP per andare sul 4-2. Ovviamente ora deve riaccelerare i tempi Giorgi con la sua squadra per accorciare il punteggio. Qui ora di nuovo ha provato il vai Riberete con Queiroz e qui anticipa tutto Troiano. Fernandez a porta vuota, a largo il tiro della numero 6 che poteva trovare la doppietta in pochi secondi. Qui ora con Mantila in porta il VIP che prova ad aumentare il pressing, si va da Pereira che perde questo brutto pallone, che va da Siostak che però nella serie di contrasti non riesce a ribadire in rete. Di aver recuperato bene il pallone il VIP con Fernandez, però poi è mancato il tocco finale della numero 10. Qui ora Vanessa allarga di nuovo per Troiano, ora il VIP che prova a guadagnare secondi indietreggiando fin da Fernandez che va in mezzo, però recupera qui Vecchione, si va da Pereira si va bene per il tiro, poi contrasto, ancora Vecchione davanti alla porta però non riesce a concludere. Vecchione è bloccata bene da Siostak. Cronometro che dice 2 minuti e 43 al termine del match, punteggio di 4-2 per il VIP sul Cagliari. Si va da Queiroz, ritorna in centro per Pereira, c'è dall'altra parte per Mantila. Pereira, Mantila.
attenzione qui, brutto il pallone, qui Vanessa, la porta è libera e c'è il gol del numero 9, il 5-2 ed è il +3 da parte del VIP. Questo potrebbe essere il gol che decide il match. Invio precisissimo della numero 9 Vanessa, che trova la porta, il 5-2. Qui rivediamo ottimo pressing di Fernandez e poi il tiro di prima intenzione di Vanessa, il Cagliari può solo vedere il pallone finire in rete. Si allarga quindi ora il divario per Vanessa, quarto gol in stagione. Qui ora Troiano che prova a recuperare, ma si allunga troppo il pallone. Serie di emozioni infinite in questo secondo tempo. Il primo sarà concluso sul podeggio dell'1-0. Ora siamo 5-2. Qui viene invece fischiato fallo tra il duello tra le due numero 10 a quella di casa Siostak. Siamo a 4 il conteggio di falli per il VIP e 2 per il Cagliari, che ricordiamo ha perso per espulsione Polloni un minuto e mezzo fa. Qui sempre Troiano che prova a superare anche Ribereite. Continua il pressing della numero 11 e Ribereite non trova le compagne, poi invece trova Fernandez. Siostak è libera e qui forse tocca con le punte delle dita la numero 21 e trova il palo. Altra chiara occasione qui per aumentare il divario il VIP. Qui rivediamo Siostak tutta libera di piazzare il destro che trova il palo. Qui ora Pereira va lungo per Vecchione ma anticipa tutto l'onnipresente Vanessa. Ripartirà da Queiroz, Vanessa recupera alto, va da Troiano in mezzo a 3, continua comunque l'avanzata, poi va anche dal pressing su Queiroz che si alza il pallone e rinvia bene di sinistro, comunque trova Ribereite nel contrasto, viene bloccata da Fernandez e fischiato il fallo, quinto fallo per il VIP quando manca 1 minuto e 18. Moreno non... Pallone che scivola in rimessa laterale. Mentre c'era anche Persi che era stato espulso mister Moreno Giorgi nel parapia dell'espulsione di Polloni. Qui recupera alto Pereira, va il tiro, ma ancora Ricottini, però questa volta invece si trova sui piedi, facile Vecchione, il gol del 5-3. Sesto gol stagionale per Fabiana Vecchione. Qui rivediamo Fernandez, recupera alto invece Pereira, va al tiro, ribattuta di Ricottini, questa volta di destro. Vecchione accomodo il pallone da ribadire in rete. 1 minuto esatto al termine del match. Qui Fernandez va da Vanessa che va da Troiano ma invece anticipa tutto Vecchione. Vecchione raddoppiata e poi manda tutto su Vanessa a guadagnare secondi preziosi. Qui recupera alto Fernandez, va via a Queiroz in un primo momento, poi recupera il numero 10. Qui ancora Fernandez che recupera, prova il suggerimento in mezzo per Siostak, per pallone che arriva a Vanessa sul pressing di Ribereite, perde però il pallone. E invece no, secondo l'arbitro per la squadra di casa. Qualcosa da ridire il numero 12. 29 secondi al termine del match. Possesso palla importante per il VIP che infatti allarga per Fernandez che prova a riaccentrarsi, però perde il brutto pallone a favore di Ribereite, ma Siostak blocca tutto. Attenzione qui, brutta la serie di cambi per Kim che mette anche in campo Alicia Bergamini dell'Under 19, esordio per lei in questa stagione. Qui carambola infinita, è proprio la numero 9 Bergamini che prova a partire da sola contro Cinzia Pereira ma viene contrastata. 5 secondi al termine del match, Pereira e altra parata di piede questa volta di Ricottini a 1 secondo dal termine. Il match che finisce qui, importantissima vittoria da parte del VIP che dopo il primo tempo condotto sull'1-0 finisce 5-3 la partita odierna. Mentre prossime partite per le due squadre, il VIP andrà in trasferta in quella di Molfetta domenica prossima e poi terminerà l'anno solare il 23 dicembre con il Bitonto. Invece per
Il Cagliari, ultima partita di dicembre, sarà in trasferta in quel del Pescara con lo Tiki Taka, in quanto il 22 dicembre osserverà la propria giornata di riposo. Mentre ora le squadre che ritornano in campo per i saluti finali. Qui da Nicola è tutto, arrivederci e alla prossima.